Al Pietro Gangemi di Torregrotta in scena la 10ª giornata del campionato di prima categoria siciliana per il girone D rossoblu in piena crisi di risultati, con appena una vittoria trovata sin qui, che ospitano la nuova rinascita che ha strapazzato nell'ultimo turno per 8-0 la Folgore Milazzo. Non si discosta dal 4-3 Mister Borelli, subentrato ad Aragona, che schiera di fronte a Maceri, Previti, Arizzi, Merlino e La Spada. In mediana spazio allopresti Mavilia e Marchese, con il tridente composto da Caselli, Errante, Isgro. Dirige l'incontro il signor Beltempo della sezione di Palermo, consueto completo rosso-blu a strisce verticali per il Torregrotta, maglia bianco-nera per la compagine ospite. Grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre dopo 10 tiri di lancette con la prima occasione di marca locale. Qui Isgro prova a sfruttare il rinvio errato da parte di Giutteri, carica il mancino masticato e centrale, facile preda dell'estremo difensore ospite. Al 22esimo duettano La Spada e Maviglia sul versante mancino, il cross dentro per Errante, che stoppa e si gira. La sua traiettoria è interessante, non abbastanza da sorprendere Giuttari. 28esimo ci prova allora il più giovane in campo, Caselli, dalla distanza, destro che però sorvola la trasversale. Poco dopo la mezz'ora si vede anche la nuova rinascita che sfrutta questo schema da calcio piazzato, liberando Olivo a sinistra. Merlino però è più lesto di tutti e anticipa l'avversario. 5 minuti più tardi è lo stesso difensore centrale Mister Borelli ad avviare l'azione. Non si capiscono Giuttari e Spinella, arriva Lopresti atterrato, lascia proseguire il signor Beltempo. Forse c'erano gli estremi per una massima punizione. Prima del duplice fischio però ancora un'occasione, questa volta di marca ospite, con la palla al centro per Jaite, ci prova in torsione, Maceri risponde coi guantoni. Duplice fischio del direttore di gara e squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Un buon Torregrotta sin qui è riuscito a capitalizzare la mole di gioco prodotta. Ci prova però al 48esimo nuova rinascita con lo strappo di Jaite in mezzo al campo, che serve, accetta, azione manovrata che libera Olivo al destro. Maceri attento sul suo palo, alza bandiera bianca la retroguardia torrese, rimasta in 10 uomini per allontanamento temporaneo di Arizzi. Svetta allora Spinella, buca Maceri, vantaggio della nuova rinascita. Pecca in questi dettagli la compagine torrese, che rischia di restare anche quest'oggi con un pugno di mosche in mano, non dando seguito al buon primo tempo. Prova a reagire ma non vi riesce ancora Maceri a tenere in vita i suoi con questa bella parata. Prova a correre ai pari Mister Borelli, che getta nella mischia Paone in luogo di Previti, ma al 65esimo arriva la mazzata dalla nuova rinascita con Accetta sulla sinistra, che fa quello che vuole, mette dentro Maceri, smanaccia come può sui piedi di Siracusano, che fa 0-2 per la nuova rinascita. Patti. Continua il periodo nero da parte del Torregrotta, che prova nel finale a gettare la mischia insana in luogo di Marchese. Gulli per Merlino e La Spada, che prenderà il posto di Lopresti. Segue solo il triplice fischio del signor Beltempo di Palermo, che sancisce la fine dei giochi. Nuova rinascita e porta a casa i 3 punti, salendo al 4° posto in classifica. Penultima piazza invece per il Torregrotta, con appena 3 punti totalizzati fin qui. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.